alla lezione di teoria numero 9 e anche ultima per questa sezione. Diciamo che l'argomento air training, esercitazioni d'orecchio, non è esclusivamente un argomento di teoria, però rispetto a tutte le sezioni del manuale mi sembra che questa sia comunque quella più adatta a collocare questo argomento. Allora, esercitazioni di orecchio, questa è una pratica che fanno tutti gli strumentisti e tutti i musicisti in genere, soprattutto quindi i cantanti, perciò ho detto tutti i musicisti, però ecco, gli strumentisti non devono essere esenti da questo tipo di pratica, cioè intonare le note, sentirle è una cosa molto molto importante, perché sapere proprio dentro la nota di riferimento, sentirla, percepirla, vi consente di muovervi sia sugli accordi sia sulle improvvisazioni, sugli abbellimenti da suonare, sempre in maniera efficace o comunque controllata al meglio possibile. Comunque altre cose sono appunto spiegate in questo breve paragrafo e io invece passo all'analisi, qua vi sarò più di aiuto e quindi all'ascolto degli esercizi numero 6 e numero 7. Partiamo dal numero 6. Allora, intonare anche in altre tonalità, quindi facendo un trasporto, i bassi suonati dalla sinistra nei moduli ritmici della sezione ruoli e competenze. Non è importante l'altezza dei suoni, quindi non è che dobbiamo per forza andare acuto gravissimo, dove stiamo comodi, quindi dove si intoni su qualsiasi ottava che risulti comoda e abbastanza grave. E allora prendiamo il primo esercizio dei ruoli e competenze, siamo a pagina 1, pagina 79, esercizio numero 1, il giro di Do. Allora, suoniamo questo esercizio. Intoniamo questi bassi, riascoltiamo solo i bassi. Via. Di nuovo. Se già avete studiato il legame armonico, anche con il legame armonico, tanto i bassi sono comunque gli stessi. Via. Adesso proviamoli senza ritmo, mettiamo l'accordo e intoniamo dopo. Io ho fatto con la A un vocalizzo, ma se volete potete anche proprio dire i nomi delle note. Do, la, re, sol. Adesso fatelo da soli. Do, la, re, sol. A questo punto staccatevi dal riferimento della nota, solo vocale. Sì, sono loro, cercate la conferma, diciamo, no? A questo punto in un'altra tonalità. Mettiamo l'accordo della nuova tonalità, Re maggiore, e sentiamo la successione dei bassi, cioè dalla vostra voce. Non importa che abbiate la tecnica vocale o l'intonazione super precisa. Intonate questi 4 bassi. Se volete dire le note. Re, si, mi, la. Un altro. Partiamo da Sol, giro di Sol. Confrontiamo. Adesso ho suonato solo col basso, di nuovo con l'accordo. Sol, mi, la, re. Un'altra, fa. Re, sol, ecco, quindi fatelo su varie tonalità, anche se sono che vi sembrano più acute, troppo acute, non ha importanza, pure con una voce
debole. Quindi spostatevi con questo basso. Poi provatene altri. Numero 2, la successione è diversa. Abbiamo Do maggiore, La minore, Fa maggiore e Sol. Sentiamo. Primo, sesto, quarto, quinto. Trasporto il Re. Con gli accordi. È lui, non è lui, se non è lui reinsistete, risuonate su un'altra tonalità. Fa maggiore. Vedete? Io sono solo l'accordo iniziale, poi devo subito immaginare nella mia testa i 4 gradi, 4 accordi. Fondamentale, sesto, quarto e quinto. Questo è molto molto importante. E poi potete procedere sia col ritmo che sia sugli esercizi successivi, sugli altri giri. Vediamo adesso l'esercizio numero 7. Questo è un po' più particolare, perché non dovete intonare solo la fondamentale. Attenzione, intonare le note delle triadi procedendo come segue. Prima suonare le minime, così come è scritto in figura. Poi intonare, quindi suonare le minime, intonare le 3 note come crome, e infine suonare le crome e confrontarle con l'intonazione. Quindi guardiamo la figura, facciamo Do, Do, Mi, Sol, Mi, Do. Poi insieme a suonarle, Do, Mi, Sol, Mi, Do. Se erano giuste, bene. Se avete sentito qualcosa, rintonate. Do, Mi, Sol, Mi, Do. Confronto. Do, Mi, Sol, Mi, Do. Potreste avvertire qualche stonatura. Allora vuol dire che c'era qualcosa di sbagliato, come ad esempio Do, Mi, Sol, Mi, Do, Do, Mi, Do. Insomma, adesso ho fatto una cosa molto strana, è pure difficile farla, perché è intonato, però insomma, se è stonato vi aggiustate, ve ne rendete conto e quindi rinsistete. Poi cambiate l'accordo, La minore. Se avete difficoltà, Do, ecco, allora vi correggete, no? Andate a suonare una nota alla volta. Un altro accordo, Re minore. Anzi, questo Fa minore. Quindi fate su accordi maggiori, minori prima, poi un po' più in là pure se diminuiti e aumentati, però questa è una pratica molto molto utile. E poi altri esercizi, come scritto sul manuale, sono proposti pure un po' in altre sezioni. Quindi questo sviluppo dell'orecchio musicale, quindi l'orecchio con la marcia in più, c'è poco da fare. Chi ha più orecchio, come più senso ritmico, come più senso armonico, ma anche l'orecchio vi guida, vi può guidare in maniera determinante soprattutto quando si tratta di creare delle frasi vostre, di abbellimenti, delle improvvisazioni. Quindi fate questi 2 esercizi e poi dove ne trovate proposti fate anche altri esercizi sulle esercitazioni di orecchio in modo da poter rendere ancora più acuto il vostro orecchio. Proseguite anche su altri giri, quindi prendete i giri dei ruoli e competenze, degli esercizi, quello che vi piace, e intonate prima le fondamentali e poi le triadi. Questo è davvero un consiglio
per far sì, proprio per aumentare il vostro livello musicale, proprio musicale in genere. E ripeto, non è proprio un argomento teorico, ma insomma era la sezione in cui collocarlo in maniera più adeguata, almeno così ho considerato. Bene, allora anche per questa lezione siamo alla conclusione di questa sezione, quindi la sezione teoria. Abbiamo già un grosso bagaglio teorico che vi consente di poter leggere degli spartiti, almeno fino alle crome, sia con le legature di valore, con le legature di portamento, con le dinamiche, ricordarvi i valori delle figure, il tempo, i tempi composti, i tempi semplici, insomma tutta una serie di cose che vi consentono di poter iniziare a esplorare il vostro mondo musicale con degli spartiti, quindi leggere quello che vi piace, oppure anche suonare un po' ad orecchio, appunto con l'ausilio delle esercitazioni d'orecchio. Io vi ringrazio, come le altre volte, di avermi seguito fino a questo punto, spero di essere stato il più chiaro possibile. Ho detto anche alla fine di altre sezioni che l'importante non è fermarvi all'esperienza di questi video, ma cercarne altre. Ogni musicista, ogni strumentista, in questo caso ogni pianista, ha avuto un percorso personale dal quale poi ha tratto le proprie capacità, le proprie potenzialità, e quindi un solo insegnante non può mai essere l'unico punto di riferimento. Manuali, lezioni online, confronti con altri musicisti, magari più bravi di voi, anche se suonano un altro strumento, non ha importanza. Sicuramente anzi sarete voi che avrete da carpire, avrete da catturare degli elementi importanti che vi rimarranno e vi aiuteranno a crescere. Quindi esplorare, così come ho anche detto, ho scritto sul manuale, esplorare il mondo che vi sta intorno attraverso la rete, attraverso l'ascolto, tanto ascolto, appunto, le esercitazioni d'orecchio, mettete i dischi e tirate giù gli assoli, gli accordi, anzi queste esercitazioni d'orecchio servono proprio a individuare gli accordi. Io ho sempre fatto così. Quando imparavo le canzoni ad orecchio, a parte proprio tutte le note, però quando dovevo scoprire gli accordi, se io devo scoprire sentendo gli accordi di una canzone, ascolto e mi riferisco al basso, quindi il movimento del basso mi aiuta a sentire quella progressione armonica, quindi individuare l'accordo, poi distinguerlo se è un accordo maggiore da quello minore, quindi questo mi ha sempre messo in condizione di poter suonare a orecchio tutto, cioè non ci sono poi cose così particolari, certo, delle cose un po' più strane quando gli accordi sono più estesi, a quelli di nona, a quelli di settima, con delle alterazioni, quindi è chiaro che la cosa è più complessa, però individuare il basso, anche perché il basso suona quasi sempre la nota fondamentale, è molto importante. Fatelo anche sulle partilate, fatelo sui rivolti, intonate i bassi sui rivolti, insomma fate quanto più è possibile, che questo vi aiuterà a crescere. Allora ancora grazie e ci rivedremo a una prossima edizione del manuale che magari di qui a poco sarà di nuovo disponibile. Buono studio e buona musica come sempre. Ciao!